Antonio Vanadia, naturalista, noi abbiamo notato un fenomeno che abbiamo ritenuto comunque non comune presso la spiaggia del Caos, come se ci fossero sotto la superficie dell'acqua dei vulcanelli o comunque una produzione di aria che va costantemente verso la superficie. Di cosa si tratta? È un fenomeno normale dovuto alla decantazione, alla putrefazione di sedimenti organici in decomposizione che sono sotto la superficie sabbiosa. Nello specifico si tratta di depositi di Posidonia oceanica. Le foglie di questa pianta, non alga, pianta, è una fanerogama marina, durante l'autunno e l'inverno si spiaggiano. Il moto ondoso fa sì che poi li ritragga nuovamente in mare a brevissima distanza dal bagnasciuga e questi sedimenti poi vengono ricoperti dalla sabbia. È chiaro che dopo, durante i processi di putrefazione, viene a originarsi l'idrogeno solforato, che è un gas che poi affiora in superficie sotto la forma di queste bolle, quindi nessuna assolutamente attività vulcanica di nessun tipo, si tratta di un processo di normale avvicendamento biologico, diciamo. E non è di pregiudizio per i bagnanti questo Assolutamente fenomeno? no, assolutamente no. Perché non crea vortici al di sotto? No, assolutamente no, sono solo dei depositi che sprigionano gas per una semplice reazione chimica. E dove possiamo riscontrare questo fenomeno oltre la spiaggia del Caos? In tutti i luoghi che sono semichiusi, per esempio nelle cale, nelle zone protette da dighe frangiflutti. Allora questo fenomeno è ancora più presente perché i depositi sono più concentrati. E qualora dovessimo invece riscontrarlo in zone dove ci sono comunque vicini dei vulcani, cambierebbe? Certo ci sarebbero altri fenomeni, ma sulla costa noi non abbiamo di questi fenomeni. Noi abbiamo nel centro del canale di Sicilia, abbiamo i cosiddetti campi flegrei del canale, cioè una successione di vulcani sottomarini a partire dal grande sistema di Empedocle. Ecco, quello sì che è un grande bacino, un immenso bacino dove ci insistono diverse emergenze geologiche e vulcaniche, e quello è un altro discorso però.